San Valentino è il giorno degli innamorati e quale posto migliore per festeggiarlo se non Verona? Sono diverse infatti le offerte della città che in questi giorni si è vestita di rosso e ha riempito le sue strade di cuoricini e decorazioni luminose. Diversi i luoghi romantici dal passaggio obbligato. Per i più temerari, che non si fanno intimidire dall'altezza e che cercano un posto suggestivo dove trascorrere la serata del giorno più dolce dell'anno, c'è Torre dei Lamberti, che con i suoi 386 gradini regala una vista mozzafiato della città e dei suoi monumenti. Per chi invece vuole restare con i piedi per terra, ma non volesse rinunciare a qualche scatto super romantico, ecco allora il labirinto di Piazza dei Signori, rigorosamente rosso e a forma di cuore, perché Verona, si sa, è la capitale dell'amore. Siamo arrivati a Verona dopo un paio di giorni molto belli ad Abano, alle terme. Ti sei divertita? Tantissimo, è stata la prima esperienza alle terme e oggi abbiamo deciso di passare la giornata qui a Verona per San Valentino. Adesso ci beviamo un bello spritz e poi dopo torniamo verso il nord-ovest dell'Italia, ecco. Luogo storico della tradizione e meta degli innamorati di tutto il mondo. Non la può battere però la casa di Giulietta con il famoso balconcino e la sua statua dorata al centro del giardino. Ma cosa cercano i turisti in questo luogo d'incanto? C'è Giulietta e Romeo, è una storia d'amore e tutti pensano di incarnarsi in Giulietta e Romeo. We are from Czech Republic and we look for this balcony of Giulietta and I make it to my wife. I still love you!